Salvo cambi dell'ultima ora in seguito all'autopsia di domani, si svolgeranno martedì alle 11 nella chiesa di Santa Giustina a Padova i funerali di Giulia Cecchettin. Intanto sempre domani Turetta vedrà il PM in carcere. Intossicazione da botulino, 41enne viva per miracolo. Del caso si è occupata l'ULSS 4 Veneto Orientale, colpa di una conserva fatta in casa, all'appello degli esperti. Torna a casa e chiunque tenga gli occhi aperti, è l'appello della moglie di Luca Livieri, il 43enne scomparso da Martellago lunedì pomeriggio. Una scia di sangue lunga almeno 300 metri ha portato ad individuare l'autore della spaccata in una tabaccheria del Lido, un 34enne marocchino ora ricoverato in prognosi riservata. Si è chiusa positivamente l'avvertenza aperta con un licenziamento collettivo dalla nuova proprietà dell'hotel Bonvecchiati di Venezia, trovato l'accordo per i 65 dipendenti. L'organico è carente, la manutenzione scarseggia, non abbiamo indennità lagunari. La CISL chiede al Dipartimento Generale dei Vigili del Fuoco maggiori attenzioni per tutto il territorio veneziano. L'appello dell'ULSS 3 per la vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio, vaccino gratuito agli over 65 e ai fragili. Buonasera, bentrovate, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Questi i nostri titoli, lo avete visto, ancora l'omicidio di Giulia Cecchettin in primo piano. Filippo Turetta sarà interrogato domani dal PM. Il giovane potrebbe decidere questa volta di parlare davanti agli inquirenti, mentre era rimasto in silenzio in occasione dell'interrogatorio di garanzia con il GIP. Vediamo. E invitiamo tutti davvero a non mancare, a portare il calore e la propria presenza e testimonianza a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, perché lì saranno celebrati i funerali e sarà un modo proprio in un posto adatto e accogliente com'è la Basilica di Santa Giustina e l'area del Prato della Valle, per poter dare tutti insieme l'ultimo saluto a Giulia. È ancora travolto dall'affetto per Giulia il comune di Vigonovo, dove si continua a rispondere alle telefonate di chi chiede il giorno dei funerali per dirle addio. Se una data ancora non c'è, domani mattina sarà il giorno dell'autopsia, che sarà eseguita a Padova nell'Istituto di Medicina Legale. Per un paio d'ore in procura a Venezia oggi si sono incontrate le parti, i legali di Filippo Turetta e gli avvocati della famiglia Cecchettin. A eseguire l'autopsia sarà Guido Viel, nominato dalla PM Andrea Petroni per la famiglia Cecchettin, consulente di parte Stefano Del Rico. Un esame fondamentale per capire l'ora della morte di Giulia, il numero di coltellate ricevute, quali e quante lame abbia usato Filippo Turetta, se Giulia sia stata anche picchiata e se Filippo abbia inferito su di lei ancora in vita. A Padova intanto si continua a lavorare per il funerale, che si terrà in una data che sarà decisa dalla famiglia. In carcere a Verona nel frattempo Filippo Turetta continua a essere sorvegliato. Sul fronte dell'indagine emergono nuovi particolari, messaggi che Filippo avrebbe inviato a Giulia in cui la invitava a passare il suo tempo con lui, non con le amiche. Atti persecutori secondo i legali della famiglia Cecchettin, che stanno preparando un fascicolo. Il caso Luca Livieri, il 43enne scomparso da Martellago lunedì pomeriggio. Ascoltiamo l'appello della moglie. Chiedo solo che torni a casa. Che torni al più presto, che tutto si risolva per il meglio. E tenete gli occhi aperti. Qualsiasi angolo, qualsiasi stradina, qualsiasi cosa, tenete gli occhi aperti. L'appello disperato di Elisa al telefono tra le lacrime è perché il marito 43enne Luca Livieri torni a casa e chiunque dovesse vederlo lo segnali. Sono giorni di angoscia da lunedì pomeriggio, quando non si hanno più avuto notizie di Luca. La mattina è uscito a piedi dalla loro abitazione in via Berna a Martellago. Alle 10 ha incontrato un collega di lavoro della Pometon agli impianti sportivi di Maerne, ma alle 14, quando doveva iniziare il suo turno, non si è presentato. Sono giunte segnalazioni di avvistamenti a Mestre e Mogliano e martedì a Chioggia, ma le verifiche su quest'ultima non hanno dato riscontro. Ore di apprensione per Martellago, stiamo seguendo la vicenda perché Luca oltretutto è un mio coetaneo, lo conosco molto bene perché la figlia frequenta la scuola di mia figlia e quindi ho avuto il modo di conoscerlo anche a fondo. Una persona sempre solare, una persona sempre disponibile, sempre con la battuta, quindi veramente questo allontanamento mi fa strano.
Quando è uscito, Livieri, alto 1,90 m, indossava una tuta nera, un piumino blu elettrico con interno arancione, cappuccio mimetico e scarpe da ginnastica. La moglie martedì avrebbe scoperto che negli ultimi 2 mesi ha prelevato dal conto 7.000 euro. Questo farebbe pensare a un allontanamento volontario, forse preso dalla disperazione o per sfuggire a qualcuno. Ma la paura della moglie è che possa aver commesso anche un gesto estremo. Alla figlia, la sera prima di sparire, avrebbe detto: sono stanco, non ce la faccio più. Proprio alla figlia per cui stravede, come racconta il sindaco. Sono parole molto forti quello che Luca ha detto alla figlia, che fanno pensare sicuramente. Io ho avuto l'occasione appunto di incontrare Luca addirittura a Bologna a un concerto per bambini, l'ho incontrato a Padova, ci siamo visti alle varie partite, lui è un grande milanista con la figlia, ci prendevamo in giro perché io sono juventino, lui è milanista, veramente c'era un rapporto normalissimo. Questo fa pensare perché si sia allontanato da casa e soprattutto perché abbia detto quella frase a sua figlia. Le aveva anche comprato un dalmata che sembra aspettare il suo ritorno al cancello di casa. Sul caso stanno indagando i carabinieri dopo che la moglie lunedì pomeriggio si è presentata in caserma spiegando che il 43enne non rispondeva al cellulare, sempre spento, e non fosse andato al lavoro. Intossicazione da botulino viva per miracolo una 41enne, tutta colpa di una conserva fatta in casa, e del caso si sono occupati gli esperti. Sentiamo. Una donna di 41 anni, residente nel San Donatese, ha rischiato di morire per aver mangiato dei peperoni sott'olio preparati in casa. Il caso risale allo scorso 19 novembre, quando la donna si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro, segnalando vertigini, difficoltà a parlare e problemi alla vista. Visita medica, analisi del sangue e indagine neurologica. Il personale medico ha confermato il sospetto di botulismo alimentare in tempi veloci, riuscendo a salvare la vita alla donna, ricoverata urgentemente in terapia intensiva. La tossina botulinica è molto pericolosa. È il veleno più potente che l'uomo conosca, insomma, quindi basta quantità infinitesimali per determinare la morte per paralisi dei muscoli respiratori. Oltre al ricovero è scattato l'allarme. Nell'abitazione della signora il personale medico del servizio Igiene e Sanità Pubblica ha individuato varie tipologie di conserve preparate in casa e i peperoni sott'olio. Ed è proprio in questo vasetto dove l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha riscontrato il botulino. In questi giorni la 41enne è stata dimessa dall'unità di terapia intensiva della neurologia di Portogruaro ed è in buono stato di salute. La raccomandazione dell'Ufficio Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Nel caso delle conserve domestiche è molto importante acidificarle, significa cuocerle in acqua e aceto o solo aceto per i tempi previsti dalla ricetta e successivamente metterle sott'olio e poi bollirle. Una scia di sangue lunga almeno 300 metri ha portato ad individuare l'autore di una spaccata a una tabaccheria del Lido. Un uomo di origine marocchina è ora ricoverato all'ospedale All'Angelo. Mi hanno citofonato a casa sulle 6:30 che c'era la vetrina rotta e pieno di sangue. Io e mia moglie siamo accorsi qua e quando abbiamo girato l'angolo, abbiamo visto, era una cosa indescrivibile. Sangue dappertutto e il vetro in frantumi. Dopo aver perso tutto quel sangue lì, perché io ho contato più di 300 metri di scia di sangue con chiazze, che è caduto su un posto su una strada dove passavano il pullman. Roberto Forcolin, titolare della tabaccheria del Lungomare Marconi al Lido di Venezia, il giorno dopo la spaccata al suo negozio, conosciuto per essere anche la tabaccheria della Mostra del Cinema, sotto i portici davanti all'Hotel Excelsior, racconta così quanto successo mercoledì mattina intorno alle 5. L'autore della spaccata è un giovane marocchino di 34 anni, che ora si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale All'Angelo di Mestre e dovrà affrontare anche un delicato intervento chirurgico al polso destro. Ha sfondato la vetrina della tabaccheria senza portare via nulla, a mani nude. Ha rotto la vetrina, che è importante, poi c'era un manichino che ha rotto anche un pezzo di un'altra vetrina, ma piccola, che di tale entità. Poi con tutto il sangue ha macchiato cose tipo borse, tipo sciarpe, che purtroppo non sono recuperabili. Credo che tra vetrina, vetrinetta e borse, cose del genere, andiamo oltre i 3.500-4.000.
La richiesta è sempre quella di maggiore sicurezza. Adesso qui la sera fa tardi, fa scuro presto. Questa è una zona non tanto trafficata. Personalmente se ci fosse qualche macchina in più che gira delle forze dell'ordine non guasterebbe. E sono discorsi che si fanno sempre ogni volta. Parli con la polizia e i carabinieri, hanno le mani legate. Io personalmente non sono un politico, però se facessero le pene un po' più severe, certe cose non succederebbero più. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Proseguiamo con le notizie. Si risolve positivamente grazie a un accordo tra sindacati e proprietà l'avvertenza aperta con un licenziamento collettivo dalla nuova proprietà dell'hotel Bonvecchiati di Venezia. È stato trovato un accordo tra sindacati CGIL, UIL e CISL e la nuova proprietà dell'hotel Bonvecchiati di Venezia per dare delle tutele ai 65 dipendenti assunti a tempo indeterminato dell'albergo che si trova a 2 passi da Piazza San Marco, che per almeno 2 anni non potranno più lavorare per gli importanti interventi di restauro intrapresi dopo la chiusura dell'albergo del 31 ottobre di quest'anno. L'accordo sarà formalizzato entro il prossimo 31 dicembre, ma è già stato sottoscritto. Un accordo che prevede sia la possibilità di un'attivazione di un qualsivoglia ammortizzatore sociale, sia la possibilità di un incentivo per invece il personale che decidesse in maniera del tutto volontaria di uscire dall'azienda. Il personale avrà anche la possibilità di avere una corsia preferenziale in un'ulteriore ricollocazione quando l'azienda riaprirà a fine restauri. Si chiude così un'avvertenza partita da una iniziale procedura di licenziamento collettivo. La vicenda però apre anche lo sguardo a un ragionamento generale. È sempre più urgente in questo periodo un accordo, un protocollo d'intesa con il Comune di Venezia per la tutela di tutto il personale del comparto turistico della città metropolitana. I lavoratori, le lavoratrici del comparto turistico non possono attendere che società straniere o italiane che siano arrivino, comprino pezzi della nostra città, della nostra storia e licenzino i lavoratori a causa di restauri. E il sindacato della CISL di Venezia chiede al Dipartimento Generale di Roma dei Vigili del Fuoco maggiori attenzioni per tutto il territorio veneziano. Ascoltiamo. Abbiamo un meno 65 unità come personale qualificato, capisquadra, capireparto e un meno 40-45 unità come vigili del fuoco. Dalle mancate indennità alla scarsa manutenzione delle strutture, dalla carenza di personale a quella dei mezzi, la Federazione Nazionale per la Sicurezza della CISL di Venezia mette nero su bianco i diversi problemi nelle caserme dei Vigili del Fuoco della provincia, a partire dal numero del personale impiegato diminuito sempre di più. Il soccorso tecnico urgente non è garantito. Chiediamo certamente a Roma, al Dipartimento, di aiutarci in questa situazione di grave difficoltà, sia come personale sia come mezzi. Nella provincia veneziana gli interventi sia terrestri che in acqua sono complessi, con edifici storici e difficoltà di spostamento in un territorio vasto. Non mancano i problemi negli edifici delle sedi, con lavori di manutenzione da eseguire. Abbiamo sedi datate, oramai le sedi hanno 40-45 anni, sono pochissime le sedi che hanno recenti. Possiamo e dobbiamo fare di più per la cittadinanza di Venezia e per la cittadinanza di Mestre, di Marghera e di tutto il territorio veneziano della città metropolitana di Venezia. L'appello dell'Ustre per la vaccinazione contro l'herpes zoster, vaccino gratuito agli over 65 e ai fragili. L'azienda sanitaria dell'ASL 3 Serenissima invita tutti i 65enni e le persone fragili a vaccinarsi contro l'herpes zoster. Il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio è una patologia da non sottovalutare e vaccinarsi è in sostanza un investimento sulla propria salute. L'herpes zoster è una malattia piuttosto fastidiosa e invalidante, soprattutto nelle persone anziane e nelle persone più fragili, quindi con le difese immunitarie indebolite. La vaccinazione è offerta gratuitamente anche a chi tra i 18 e i 64 anni ha patologie oncologiche, malattie renali e diabete.
Questo vaccino è un vaccino che consente un ottimo controllo di questi sintomi in tutta questa tipologia di pazienti, di persone, alleggerendoli quindi da una serie, come dicevo, di disturbi che possono essere anche molto fastidiosi. In Italia si stima che ogni anno siano 153.000 le persone che contraggono l'infezione virale. Un 85enne su 2 deve affrontare perlomeno una volta il fuoco di Sant'Antonio. Il 40% dei casi si verificano in persone vicino ai 60 anni. I nati nel 1958, grazie alla vaccinazione, avranno la certezza di evitare le conseguenze e le complicanze di questa malattia. Siamo arrivati a un numero veramente importante, più di 3.000 vaccinazioni, il 47% di questa popolazione ha già fatto la prima dose. L'obiettivo è arrivare al 50%, che è quello che il Ministero della Salute ci chiede. Le informazioni e le modalità di adesione sono a disposizione nel sito internet dell'ASL 3 Serenissima. E l'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, è stato ospite al Mestre Book Fest per presentare il suo ultimo libro. Ascoltiamo l'intervista rilasciata per Media Nord-Est. Ha riempito il teatro Toniolo di Mestre ricevendo un pieno di affetto e stima come quando il suo Milan riempiva gli stadi e vinceva in Italia, in Europa e nel mondo. Arrigo Sacchi, ex allenatore di Parma e Milan e commissario tecnico della nazionale italiana, seconda classificata ai campionati del mondo di USA 94, al Mestre Book Fest, la rassegna promossa da Confcommercio Mestre con il Comune di Venezia Vera e la libreria Ubic, ha presentato il suo ultimo libro, Il realista visionario, scritto con Leonardo Patrignani. Per Arrigo il calcio è soprattutto questione di cultura e anche lo specchio della società. È un libro intanto che ho detto delle cose che non avevo detto anche. Per me il collettivo ti permette di non spendere soldi. Quali sono le cose che ti permettono le idee? Se tu hai idee, non spendi soldi. Se tu vai a prendere dei giocatori che sono molto motivati, è più facile che loro possano dare. Se poi vai a prendere dei giocatori che oltre che motivati abbiano un grande spirito di squadra, allora ancora meglio. E se poi sono intelligenti, un trionfo. Io sono arrivato a Milano che c'erano 30.000 abbonati, l'anno dopo la richiesta erano di 75.000. Sono andato a Parma e pieno lo stadio. Sacchi, che ha visitato anche Venezia e incontrato il presidente della Reyer, Federico Casarin, ha rivolto un augurio a un suo allievo, il mister del Venezia Football Club, Paolo Vanoli. È stato con me quando io ero responsabile delle nazionali giovanili e lui era un ragazzo che cercava di imparare, era un ragazzo modesto, un ragazzo che gli auguro tutti i successi, lo merita. Questa è l'ultima notizia, ora vi lascio al meteo, tra poco l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. La perturbazione continua ad interessare diffusamente il nostro territorio. Inizio di dicembre con il maltempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo precipitazioni di moderata intensità con possibili rovesci che interesseranno maggiormente le zone prealpine, pedemontane e parte della pianura settentrionale. Verso fine giornata nuova estensione delle piogge su buona parte della nostra regione. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra 4 e 7 gradi, massime invece tra 9 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con piogge in genere intense, neve solo sulle cime. Sulla costa pioggia in genere abbondante. Temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime sugli 11-17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Precipitazioni anche qui diffuse e più intense, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime intorno ai 10.
Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.